Aggressione, shock a Treviso, parla la mamma del 22enne ricoverato in fin di vita al Cafoncello. Ho fatto di tutto per salvare mio figlio dalla droga, pregate per lui. Intanto le indagini sulla folle serata procedono. Un episodio che sconvolge, addolora, dice il vescovo Tomasi, mentre il direttore generale dell'ULSS 2 parla del mondo della droga. Tanti rifiutano di essere curati. Baby gang, spaccio e violenza in città, un'escalation per il rappresentante di Fratelli d'Italia Fabio Crea, l'attacco all'operato dell'amministrazione Gela e i rapporti con la Lega e il sindaco Conte. Ho ammazzato mio fratello e mia cognata, l'agghiacciante audio della telefonata di Massimo Pestrina al 113, poco dopo il duplice omicidio di Paese nel maggio 2023. Rapina a Montebelluna, bandito armato di pistole e coperto in volto con una sciarpa fa irruzione in una farmacia e si fa consegnare l'incasso. Banda di 4 ladri intercettata dai carabinieri a Mogliano su un'auto presa a noleggio dopo aver ignorato l'ALT. Sono scappati abbandonando un borsone pieno di arnesi da scasso e guanti. Cartelli e striscioni questa mattina alla protesta delle famiglie e degli studenti dell'alberghiero Maffioli a Paderno del Grappa per dire no alla chiusura della scuola. La messa del vescovo nel nuovo blocco operatorio della cittadella della salute, il grazie ai sanitari sempre più bersaglio di violenze, continuate ad amare il vostro lavoro. Sport, il calcio, domani al Tenni, il lanciatissimo Treviso sfida il Lignano, i biancocelesti a caccia della vittoria che potrebbe portarli in vetta alla classifica. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, ancora una volta la violenza di giovedì sera con quella aggressione shock in centro che per poco è costata la vita a un 22enne. Le indagini procedono senza sosta da parte degli agenti della Polizia di Stato, ma a parlare in queste ore è la mamma del 22enne che è stato ricoverato in fin di vita in terapia intensiva al Cafoncello. La donna è al capezzale del figlio e dice: ho fatto di tutto per salvare mio figlio dalla droga, ma è caduto in un abisso. Il suo è un vero e proprio sfogo. Le incisioni del vetro sono state tragiche, non si sa niente. Sono tutti preoccupati, non risponde, io sono qua che prego, invoco, lo bacio, lo abbraccio, io sto malissimo e volevo dire ai giovani prima di fare certe cose o ribellarsi ai genitori, perché la vita è già spezzata, Quando ci si ribella alla famiglia la vita si sta spezzando, perché al di fuori c'è un mostro che ti aspetta. C'è solo disperazione nelle parole della mamma del 22enne ridotto in fin di vita giovedì sera tra via Castelmenardo e via Longhina a Treviso, per cui risultano indagate per tentato omicidio 2 giovanissime. Una in particolare avrebbe colpito il giovane uomo con una bottiglia di prosecco, sullo sfondo l'abuso di sostanze stupefacenti, soprattutto chetamina. Mentre le indagini della polizia procedono a ritmo serrato, la donna si trova al capezzale del figlio in terapia intensiva al Cafoncello. Tra le lacrime dice di aver fatto di tutto contro quello che definisce più volte il mostro, la droga. Ho lottato per tenere sto figlio in tutte le maniere, ho lavorato, non l'ho mai lasciato da solo, ho sempre pagato babysitter, persone che potessero guardarlo, ma lui era stanco di questa vita per strada, ha trovato dell'altro che per tanti anni in silenzio ha fatto di lui una persona meccanica. Lei, signora, ha fatto di tutto per strappare suo figlio alla droga, lo so, me l'hanno detto in tanti. Più che altro non si può strappare se loro non vogliono. Lui mi diceva: mamma, ho una gioia che non ho mai avuto, però non sapeva che questa gioia era un abisso. Io sì, perché certe cose le senti. Le difficoltà di gestione, quegli amici che amici non erano, e poi la presenza di una ragazza di cui il figlio era succube, fotogrammi di una vita breve, in bilico, ma già segnata. Quelli ne sono amici, sono spariti soldi, telefono, portafogli, non so chi sia stato. Però io non do colpa a nessuno, perché quando hanno deciso loro di andarsene dalla famiglia per stare con altre persone hanno già fallito, insomma, ecco. L'unica forza è nella fede. Metta solo questo, e che io chiedo preghiere, la mamma chiede preghiere per tutti i ragazzi.
Già, la fede, le preghiere su questo episodio, interviene anche ai nostri microfoni il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che parla di un episodio che sconvolge, addolora e ci interroga, ma fa una sua analisi anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che parla del mondo della droga. Tanti rifiutano di essere curati, per questo dobbiamo aumentare la rete. Queste le parole di Benazzi. Noi non possiamo obbligare, ecco, i ragazzi, come non possono farlo le forze dell'ordine, perché questo è il problema, è una legislazione che ancora non contempla certe cose, per cui effettivamente è nella libertà della persona presentarsi ai servizi e quindi non è così semplice la strada, perché tanti rifiutano di essere presi in carico dei servizi. Resta un mondo complesso quello dell'abuso di droga, fatto ancora di reticenza e vergogna, in alcuni casi stigma. Cambiano le sostanze sempre più sintetiche, non cambia la difficoltà di chi opera quotidianamente contro le dipendenze. A Treviso il SERD funziona, assicura Benazzi, ma il problema sta a monte. Purtroppo anche noi riusciamo a venire a contatto, perché ci vengono segnalate tardi, un 30-40% di ragazzi che hanno dei problemi. Quindi ovviamente abbiamo bisogno di intensificare la rete tra di noi e non è un problema colpa mia, colpa tua. Tutti noi lavoriamo per portare a casa il risultato, per vedere i nostri giovani che finalmente la finiscono di utilizzare sostanze che creano solo alterazione della psiche, alterazione dello stato dell'umore e non portano a niente, perché li lasciano vuoti nel cuore. Nuovi progetti saranno portati avanti nelle scuole, ma l'appello di Benazzi è rivolto in particolare ai familiari. Possibilmente bisogna mandare il messaggio alle famiglie, perché le famiglie in qualche modo ci aiutino a portare i servizi e a creare quella rete di supporto ai giovani che sono in difficoltà. Intanto in terapia intensiva i sanitari stanno monitorando le condizioni del 22enne aggredito giovedì sera in un contesto segnato proprio dalla droga, un episodio che addolora e interroga anche il vescovo. Da un lato rimango sempre più sconvolto dalla violenza, da questa esplosione di violenza che sembra difficile da bloccare e che fa male soprattutto vedere tra le giovani generazioni. Il patto della speranza che Papa Francesco ci chiede per il Giubileo deve essere un patto di speranza per i giovani. Dobbiamo fare di tutto insieme per dare spazi di vita buona e perché si possano sentire accolti, perché possiamo ritornare a ragioni di amicizia e di solidarietà. Un impegno grande riguarda tutti. Ma le tensioni tra giovanissimi soprattutto sono continue. Anche ieri nella zona di Via Roma si sono registrati più episodi, il primo poco dopo le 13. Il clima sta peggiorando, racconta un giovane negoziante. Nell'ultimo periodo, principalmente l'ultimo mese, le cose sono andate abbastanza sul peggiorando, infatti ci sono sempre più frequentemente risse, l'ultima ieri, l'ora di pranzo, l'orario di chiusura delle scuole, quindi i ragazzi si ritrovano logicamente qua dietro nella stazione delle Corriere per prendere gli autobus e spesso scattano queste scintille che ieri purtroppo sono degenerate, sono dovute intervenire le forze dell'ordine. A raccontare l'ennesima rissa alla stazione delle Corriere è Filippo Bisori, negoziante ventenne dell'Infinity Smoke di Via Roma, esercizio di famiglia peraltro visitato dai ladri a inizio mese. Le sequenze sono nette. Sono venuti alle mani, venute le mani pesantemente, tanto da dover obbligare le forze dell'ordine a separarli e sedare la situazione. Ragazzi giovanissimi, si parla di 15, 16, 14 anni, comunque età di ragazzi delle superiori. Resta un quadrante caldo, quello a ridosso della stazione, dove episodi di tensione si sono registrati anche in serata nella zona del Ponte di San Martino, protagonisti sempre giovanissimi con alcuni video ben presto diventati virali. Giovani spavaldi, modi bruschi e poi quei strani giri. Filippo ha 20 anni e gli occhi aperti. Mi è capitato di avere persone che mi entrano in negozio, mi chiedono se ho da cambiare pezzi da 20-50 euro con banconote tutte piccole, quindi 10 o 5 euro, e vedo che poi quando escono li passano ad altre persone. Io le prime volte ho detto li cambio
pensando in buona fede chiaramente. Dopodiché ho capito più che pensato che probabilmente si trattasse di spaccio e quindi la consegna dei soldi per la merce ritirata. C'è sempre un persistente odore di marijuana quasi spesso, che quindi fa pensare che insomma ci sia droga presente in zona, perché altrimenti non si giustifica questo odore. Baby gang, spaccio e violenza più in genere in città per il rappresentante di Fratelli d'Italia Fabio Crea. Si tratta di una vera e propria escalation, ma l'attacco all'operato dell'amministrazione gela i rapporti con la Lega, in particolare con il sindaco Mario Conte, che reagisce di conseguenza. Aver minimizzato gli episodi di spaccio e violenza accaduti in passato ha portato alla situazione che adesso abbiamo tutti sotto gli occhi. L'attacco al sindaco Mario Conte da parte dell'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, sposta dal piano della cronaca a quello della politica il dibattito su disagio giovanile e insicurezza in città. Tra Lega e meloniani cala per l'ennesima volta il gelo. A parole si liquida il tutto come una posizione personale di Crea. Nei fatti il primo cittadino raffredda i rapporti col partito alleato. Basta un post su Facebook per accorgersene. Il sindaco mostra il risultato dei lavori di riqualificazione di Via Roma ringraziando solo Lega e Lista Conte, e un altro meloniano non allineato come Gino Balbinot nei commenti la chiama sarcasticamente mera dimenticanza, ringraziando gli esclusi, tanto i consiglieri quanto chi come Crea aveva messo in guardia dall'escalation di criminalità. Di Crea Conte spiega di aver parlato in mattinata col capogruppo di Fratelli d'Italia ai 300 Guido Bertolazzi. Ovviamente lo ringrazio perché lo spirito di responsabilità che caratterizza Guido Bertolazzi e tutti i consiglieri di maggioranza superano anche queste piccole polemiche che sono un po' a orologeria, nel senso che Fabio Crea non si smentisce mai, però evidentemente sono posizioni personali e non del partito. Da Via Roma a Piazza Giustiniani il tema spaccio e consumo però rimane. Per Crea lo dimostrano i ripetuti ritrovamenti negli ultimi mesi di siringhe a terra e tra i bidoni della spazzatura. Conte va all'attacco, il problema, dice, è interno a Fratelli d'Italia. Mi stupisco che Fabio Crea bocci definitivamente le politiche giovanili dell'assessore Sernagiotto, che tra l'altro fa parte del suo partito, politiche che invece secondo me sono efficaci, efficienti, sta lavorando con gli istituti scolastici. Non capisco davvero la posizione di Crea, che se la prende con un esponente del suo partito. Siamo abituati alle uscite di Fabio Crea, credo che lo sia abituato anche il suo partito, e la credibilità sta andando un po' scemando. Io difendo l'operato dell'assessore Sernagiotto e davvero sono dispiaciuto per questo attacco nei suoi confronti. Volano quindi stracci, ma torniamo adesso sul duplice omicidio di Paese. Come sapete mercoledì c'è stata la sentenza con rito abbreviato che ha condannato a 20 anni Massimo Pestrin per aver ucciso nel maggio del 2023 dell'anno scorso il fratello e la cognata. Siamo in grado di farvi sentire l'agghiacciante telefonata che l'uomo fece alla polizia per avvertirli di quanto aveva appena fatto. Polizia Treviso, operatore 12. Sì, buongiorno, sono Pestrin Massimo. Buongiorno, mi dica. Ho appena ammazzato 2 persone, se può venire a prendermi. 3 maggio 2023, ore 12:52. La voce calma e fredda non sembra quella di un uomo che ha appena sparato una raffica di 19 colpi di pistola per uccidere 2 persone, trucidandole. Eppure, quando Massimo Pestrin, ex guardia giurata, chiama il 113, nella cucina dell'abitazione di via Monsignor Breda a Paese, la scena dell'orrore è quella di una esecuzione. 12 proiettili contro il fratello Lino, 7 contro la cognata Rosanna. L'ultimo sparo ravvicinato come un colpo di grazia. Poi, mentre in zona ancora riecheggia il rumore sinistro, la telefonata alla polizia. L'operatore ha un momento di esitazione prima di rendersi conto che non si tratta di un mitomane, ma il tono indifferente e quasi spazientito di Pestrin è surreale e contribuisce ad aumentare la confusione. Da dove mi chiama? Da Paese, via Monsignor Breda, 58. Da Paese? Via, scusi? Via Monsignor Breda, numero 58. Monsignor Breda? Mm-hmm. A che civico? Numero 58, 58. 58. Ok, mi ripete il suo cognome e nome, per favore? Pestrin Massimo. Massimo? Silvestrin? Sì, P di Palermo. P di Palermo? Yes. Mi dice che ha... Pilvestrin, scusi, non la sento molto bene. P di Palermo.
ascolti, mi può rimanere solamente in linea? Un attimo solo? Ma chi è che lei avrebbe ucciso? Chi è che avrebbe ucciso, mi perdoni? Cognata e fratello. Mercoledì scorso Massimo Pestringa è stato condannato con rito abbreviato a 20 anni e fra 5 potrebbe chiedere la semilibertà. Un duplice omicidio sconvolgente, il fratello e la cognata massacrati perché nella sua mente erano colpevoli di aver sempre saputo della infedeltà della ex moglie e di non averlo mai messo al corrente della situazione. In realtà una storia di conflitti tra lui e il fratello che l'aveva accolto in casa dopo che era stato sfrattato, dissidi diventati insostenibili dopo mesi di convivenza. Poi quella scelta terribile, quegli spari e quella telefonata che anche a distanza di un anno fa raggelare il sangue. Ascolti, va bene, allora lei adesso si mandi una volante, questo qua che l'aspetto, ok? Sì. Allora, via Monsignor Breda, giusto mi ha detto? Sì. Massimo Pestringa. Ascolti, chiama l'uomo. Allora, mi dice un attimino che cosa è successo, giusto per... Mandi una volante, aspetto qua. Sempre per la cronaca andiamo a Montebelluna. Poco più di un'ora fa, alle 18:30, c'è stata una rapina in pieno centro dove un delinquente travisato da una sciarpa è entrato in azione all'interno della farmacia centrale facendosi consegnare l'incasso. Con sé aveva una pistola, da capire se giocattolo o meno, non ci sono stati feriti, molta però la paura. Immediato l'allarme sul posto in via Roma, i carabinieri di Montebelluna, con cui è contatto anche il sindaco Adalberto Bordin, che parla di un fatto gravissimo. Confido nelle capacità dei nostri militari. Bordin conferma che sono già state acquisite le immagini della videosorveglianza, da capire se ci siano complici. Se individuati devono scattare pene severissime, questi delinquenti vanno presi e puniti, afferma il sindaco di Montebelluna. Quindi rapina in pieno centro in via Roma, siamo alla farmacia centrale alle 18:30 della sera, quindi di un sabato prenatalizio fondamentalmente. Restiamo in tema di furti. Una banda di 4 presunti ladri è stata intercettata dai carabinieri a Mogliano Veneto su un'auto presa a noleggio dopo aver ignorato l'ALT. I 4 malviventi sono scappati abbandonando un borsone pieno di arnesi da scasso e guanti, ma ci racconta tutto Marta Marangon. Mogliano, ore 21, alle pattuglie dei carabinieri impegnati in un'attività di controllo straordinario del territorio, arriva la segnalazione di un'auto utilizzata da ladri per mettere a segno furti in abitazione. Pochi istanti dopo, in via Tommasini, la pattuglia intercetta la vettura, una Volkswagen TR Rock bianca, risultata poi presa a noleggio. Il conducente, alla vista dei militari, si dava alla fuga, non fermandosi all'alta e procedendo sino a via Aldo Moro, dove gli occupanti, 4 uomini, abbandonavano l'auto e scappavano a piedi nei campi, lasciando durante la fuga a terra un borsone. I ladri sono riusciti a dileguarsi. Nel borsone recuperato dai carabinieri c'erano diversi arnesi da scasso e dei guanti utilizzati verosimilmente per non lasciare impronte durante i furti. Sono in corso indagini per identificare i 4 ed accertare il loro coinvolgimento in altri episodi criminosi avvenuti in zona. Un periodo davvero caldo sul fronte dei furti, questo che precede il Natale. Nel mirino, oltre alle abitazioni, anche attività commerciali ed aziende. L'altra notte i ladri sono entrati per la 4ª volta in 3 anni al Racquet Club di Adriano Panatta, la Ghirada. Magro il bottino, i ladri se ne sono andati rubando il fondo cassa della palestra. Volontari dell'AVAB al lavoro oggi in via Roma, Valdobbiadene, dove un mezzo in transito ha danneggiato il sottopassaggio stradale causando l'instabilità del cemento che ricopre la struttura. Per evitare che frammenti di muro cadessero sulle vetture, i volontari hanno eseguito un'opera di rimozione e pulizia. La stabilità del manufatto non è comunque stata intaccata dal danno, così dunque in via Roma a Valdobbiadene. E saranno celebrati martedì pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Riese i funerali di Sergio Piva, l'anziano di 89 anni morto nello scontro frontale di 2 giorni fa tra la sua auto e un furgone Amazon in via Schiavonesca. Il feretro arriverà dall'ospedale di Castelfranco lunedì sera alle 20. A Riese sarà recitato il rosario. Sull'incidente la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Piva lascia la moglie Ivana, i figli Sandra, Stefano e Giovanna.
e si svolgeranno lunedì a Campo San Martino i funerali di Sara Trento. La donna è morta a 50 anni dopo aver iniziato un ciclo di chemioterapia. I sanitari dello IOV di Castelfranco Veneto hanno disposto l'autopsia. Solare Amata impegnata nel sociale, è grande il dolore della comunità di Campo San Martino per la morte di Sara Trento, 50 anni. Dopo un intervento eseguito allo IOV di Castelfranco Veneto è andato bene, la donna aveva iniziato un ciclo di cure. La morte improvvisa e inaspettata è avvenuta una settimana dal ricovero causato da un malore accusato dopo l'inizio di queste. Una cosa del tutto imprevedibile, tanto che i medici hanno disposto l'autopsia per capire cosa possa essere accaduto. Nel frattempo sono stati fissati i funerali che si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Busiago, la frazione di Campo San Martino dove la cinquantenne viveva. In Pedemontana a Paderno sit-in di protesta delle famiglie dell'alberghiero Maffioli per dire di no alla chiusura della scuola. Pieve non si chiude, finisce così il sit-in di protesta davanti all'istituto alberghiero Maffioli, ma non finisce qui la protesta di genitori e studenti. Erano in tanti oggi davanti alla sede di Villa Fietta a Paderno del Grappa per dire no alla chiusura dell'istituto che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio e per i 130 studenti iscritti. Una decisione, quella di chiudere, piovuta dall'alto all'improvviso come un fulmine a ciel sereno che ha inevitabilmente acceso gli animi, le polemiche e le paure per il futuro. C'è stata solo data una scarna comunicazione, oltretutto anticipata dall'informazione, dai mezzi di informazione, e noi invece abbiamo saputo, i primi ragazzi, dai professori e poi noi, diciamo, tramite i ragazzi. Chiudere l'alberghiero Maffioli a Paderno del Grappa significa per famiglie e studenti trasferirsi a Castelfranco o Montebelluna con tutti i disagi e i costi del caso. Che noi siamo cresciuti in questa scuola che ci ha accolto fin dal primo giorno e ci siamo sentiti come una famiglia, perché comunque è una piccola realtà ed è comunque protetta ed è bellissimo stare qua, e noi siamo qui oggi perché vogliamo restare qua. Già da un abbonamento per venire qua, che da Bassano non è tanto distante, sono mezz'oretta di bus andata e ritorno, paghiamo una quota come più di 700 euro all'anno. Spostarci fino a Castelfranco potrebbe essere un problema un po' più, difficoltà economiche, sono circa 3 abbonamenti, verrebbero fuori più di 1500 euro con l'abbonamento della navetta, sopra i 2000. Abbiamo constatato che comunque sono soldi che non tutti riusciamo a pagare. Provincia, direzione scolastica, politica del territorio, le famiglie del Maffioli chiamano al rapporto tutti per chiedere risposte, per tornare sui passi di una scelta che sta già lasciando segni profondi nell'animo di genitori e ragazzi, segni che rischiano di trasformarsi in cicatrici. Mio figlio è un ragazzo con delle difficoltà. Questa scuola è una scuola importante per lui perché è una scuola che ha fatto sì che lui possa avere delle possibilità in più rispetto al solito. È una scuola piccola, ma una scuola che può permettere a mio figlio di entrarci, perché in gruppi grandi lui non ce la può fare. È una scuola che gli permette di venire a scuola in corriera e sentirsi come tutti gli altri. Dovete pensare anche alle persone, tutti i ragazzi che sono qua dentro, che hanno delle difficoltà. Qua intorno non c'è altro. Io sono una mamma che devo pensare a dove mettere mio figlio che ha bisogno, e il gruppo classe. Mio figlio sta benissimo nel suo gruppo classe, sono ragazzi fantastici. Dovete fare in modo che questa scuola non chiuda. Ho lavorato tanto per mio figlio perché possa avere queste opportunità, non toglietegliela per cortesia, non toglietegliela. Lo avete visto in apertura di questo telegiornale il vescovo Michele Tomasi, che questa mattina ha celebrato una messa natalizia all'interno del blocco operatorio del Cafoncello e si è rivolto così ai sanitari. Per me è particolarmente commovente essere qui, ve lo confesso, e vorrei che fosse il segno che la Chiesa di Treviso ringrazia per il fatto che ci siete e per il fatto di come siete.
Da un luogo di dolore un messaggio di ringraziamento per l'impegno quotidiano a favore della vita e alla cura di chi soffre. Il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, ha celebrato la messa nella sala risveglio di uno dei nuovi gruppi operatori della Cittadella della Salute. Di fronte a medici, infermieri, sanitari e dirigenti dell'ULSS 2, il vescovo ha espresso profonda gratitudine per un lavoro che è dedizione, amore, sacrifici, spesso, specie negli ultimi tempi, non adeguatamente riconosciuti. Anche lì quando si è stanchi. Anche lì quando sembra che la gratitudine dei tempi eroici sia passata, anche lì dove siete costretti forse alle volte a incontrare gente troppo nervosa, troppo aggressiva, richieste improbabili, pretese, anche quando la fatica del lavoro si fa sentire, anche se fosse questa buia notte, possiate sempre lì riconoscere la presenza di Dio che vi ama e che ama attraverso di voi. Un accorato grazie alla sanità trevigiana, quello di Monsignor Tomasi, ed anche un appello alla comunità intera a non lasciare soli coloro che si occupano della nostra salute. I sanitari sono al servizio della comunità, al servizio dei trevigiani, ma devono essere supportati, non aggrediti quando magari un cittadino deve aspettare un po', ma vanno veramente aiutati perché loro ci mettono amore verso gli altri, ci mettono amore nel lavoro che fanno e anche tanta professionalità. Pronti a ritornare a Treviso, pronti anche a parlare di calcio, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio, torna domani a Treviso, Natale in Borgo, il grande mercato natalizio organizzato dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Borgo Cavour e Via Canova. Saltato l'appuntamento dell'8 dicembre, si punta tutto a quello di domani, 135 espositori, un record tra il Borgo, Via Canova e Via San Liberale, dalle 8 alle 19 bancarelle con prodotti di artigianato, idee regalo, sapori regionali. L'attività in Borgo per il 2024 si chiuderà poi domenica 22 con il mercatino dell'antiquariato. Ogni gol una donazione alla LILT, è l'iniziativa di solidarietà lanciata dalla società Indomita 21 di Treviso a favore della Lega contro i tumori. Ogni gol della prima squadra dell'Indomita devolveremo una cifra di 50 euro alla LILT. Un gol di cuore, diamo un calcio all'indifferenza. È più di un nome, è un invito, il titolo del progetto di solidarietà che coinvolge la società di calcio Indomita 21 di Treviso e la Lega contro i tumori. Da gennaio 50 euro donati alla LILT per ogni gol segnato dalla prima squadra, con il sostegno di Consorzio Agrario di Treviso e Belluno e Assicap. Noi siamo particolarmente felici di questa sinergia che si è creata perché siamo convinti che l'attività fisica sia fondamentale, dare regole ai bambini sia importante e quindi realizzare una collaborazione di questo tipo è senz'altro interessante, spero sia di stimolo anche per altre società e ringraziamo anche il Consorzio Agrario che riesce a dare sostegno anche economico a questo tipo di collaborazione. Il sostegno di Consorzio Agrario e Assicap andrà anche a favore dell'attività che l'Indomita svolge con bambini e ragazzi. Come sappiamo ogni anno ci sono veramente dei costi importanti che creano notevoli difficoltà non solo alle società come l'Indomita ma a tutte le società che gravitano nel mondo sportivo, del calcio, del basket. Oggi si fa un gran dibattere sui problemi che hanno tanti adolescenti e che poi sfociano spesso in piazza. Dobbiamo agire prima, non agire dopo. Non servono più professionisti dopo, ma bisogna invece lavorare sul benessere di bambini e ragazzi. E sappiamo bene che quei ragazzi quando vanno lì, che fanno gruppo, che fanno squadra, sicuramente crescono con un supporto sano e con ideali diciamo sicuramente che oggi sono fonte diciamo anche evitano di fare strade sbagliate. Sport, il calcio, domani al Tenni, il Treviso sfida il Lignano, i biancocelesti a caccia della vittoria che potrebbe portarli in vetta alla classifica sorpassando la capolista Dolomiti Bellunesi.
La vetta è a un passo e quella di domani è una giornata da fiato sospeso per il Treviso di Fabrizio Cacciatore. Lo sgambetto al Dolomiti Bellunesi di domenica scorsa consente all'11 bianco-celeste di tentare il sorpasso nella sfida al tennis contro gli udinesi del Lignano. Il mister tiene però tutti con i piedi per terra. Sicuramente è stata una vittoria importante contro la prima della classe, in questo momento ci ha dato una vittoria che sicuramente ti dà fiducia, morale, però è una vittoria che abbiamo da lunedì abbiamo già dimenticato, perché adesso abbiamo testa solo a Ebria Lignano. Sia la sfida che attende i trevigiani, come pure quella che hanno di fronte i bellunesi con il Calvino Ale, e gli inseguitori del Campo d'Arsego con Bassano non sono facili da decifrare per difficoltà. Lignano compagine da metà classifica, ma con qualcosa in più degli altri. In campo servirà concretezza. È sicuramente un'altra partita tosta, difficile, contro una squadra che gioca molto bene a calcio, secondo me è una delle squadre del nostro girone che gioca meglio a calcio, quindi sarà da stare molto attenti e fare una partita di sostanza. Si avvicina il Natale, per l'occasione Antena 3 trasmetterà stasera in diretta alle 21 il concerto Natale con De Marzi nella suggestiva cornice addobbata a festa del Duomo di Oderzo. A dirigere i cori delle voci alpine Claudio Provedella, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande. Canti d'autore, da Piccola Canta di Natale a Signore delle Cime, presentati e commentati dal celebre compositore Bepi De Marzi. Quindi appuntamento fra pochissimo, fra poco meno di un'ora, qui su Antena 3. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano la sanità per il bellunese, tutto pronto per la riapertura del reparto di alcologia da Auronzo di Cadore dopo 3 anni di chiusura. Il presidio tornerà operativo 7 giorni su 7 per accompagnare i pazienti affetti da alcolismo nel loro percorso riabilitativo. È una patologia trasversale e distribuita che affligge uomini e donne di tutte le età e classi sociali. In Veneto e in particolare nel Bellunese il consumo sconsiderato di bevande alcoliche scade talvolta nel vanto e nelle dinamiche di inclusione sociale, nonostante le gravissime conseguenze non solo sotto il profilo fisico ma anche cerebrale e psicologico. Guarire dalla dipendenza patologica è un processo sovente lungo e dispendioso ed è per questo che l'azienda sanitaria si è adoperata per la riapertura del Day Hospital di alcologia di Auronzo di Cadore. Abbiamo messo insieme una squadra di professionisti, dipendenti o libero professionisti della nostra azienda sanitaria, con gli specialisti della clinica medica prima dell'azienda ospedale Università di Padova, diretta dal professor Simeoni, che appunto lavora assieme a noi su questo tema importante riabilitativo del Day Hospital alcologico. Un servizio riabilitativo ed estensivo basato su una visione sistemica dell'alcolismo, ossia che consideri tutto l'ecosistema di variabili sociali, personali e psicologiche che spingono l'individuo a bere. Cuore della terapia è la comunità multifamiliare, dove a partecipare attivamente assieme al paziente e ai professionisti sanitari è anche la famiglia, essenziale per innestare il cambio radicale dello stile di vita dell'alcolista in un percorso che prosegue oltre la permanenza in struttura grazie alla rete dei club alcologici territoriali. La rete è indispensabile perché permette prima di tutto degli approcci diversi e anche opportuni rispetto a una serie di problemi del momento. Per esempio l'inserimento nel programma alcologico di Auronzo risponde a una fase, a una serie di problemi, mentre per esempio la continuità poi nel territorio attraverso i club alcologici territoriali risponde a un'altra fase del percorso che tende ad affrontare i problemi appunto alcol correlati, oppure così come i servizi, i SERD del Dipartimento. Dai temi sanitari a quelli economici con il punto di fine anno della Camera di Commercio. È un quadro economico tutto sommato positivo, quello evidenziato in occasione dell'ormai tradizionale incontro di auguri natalizi tra le maggiori istituzioni del territorio dal presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. L'impresa bellunese tiene, trainata dagli oltre 5 miliardi e mezzo di export, di cui 3/4 provengono dall'occhialeria, ma anche dal settore del freddo e della plastica. Fortunatamente rispetto a altre realtà ancora qui da noi c'è una grande richiesta di manodopera, c'è ancora un mercato che aspetta
aspetta i nostri prodotti, non come gli anni passati, però siamo sempre protagonisti dell'economia nazionale e dobbiamo esserne orgogliosi. Ed eppure sono molte le difficoltà legate allo sviluppo delle aree montane, come ha rimarcato il prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, che ha posto l'accento sulla grave carenza di personale negli uffici amministrativi pubblici, tra cui tribunale, procura e prefettura, dove si toccano punte di meno 60% sull'organico previsto. Non solo, le endemiche criticità legate allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione, i disagi della viabilità e l'assenza di presidi territoriali nelle zone più marginali. Fondamentale resta il lavoro di squadra per lo sviluppo di un'economia del territorio intrinsecamente legata all'andamento del quadro geopolitico globale. Siamo meno rispetto all'anno precedente, ma molto di poco, però non è un problema di capacità dei nostri imprenditori di non produrre prodotti che siano richiesti, o che è la situazione che c'è in questo momento, la crisi tra la Russia e l'Ucraina, le guerre, tutto quello, queste tensioni vanno a riflettersi. C'è un'incognita adesso con la nuova presidenza americana sui dazi che probabilmente andranno un po' a penalizzare il Made in Italy, però tutto sommato l'economia nostra è un'economia ancora forte. Aumento degli investimenti, sinergia istituzionale, attuazione della legge montagna, ma anche sviluppo di realtà locali come la Fiera di Longarone e la DMO, alcuni dei pilastri dello sviluppo economico del bellunese, che dovrà mostrarsi in grado di saper cogliere lo slancio dato dall'approssimarsi dell'evento olimpico del 2026. Sarà un momento importantissimo per noi perché questa manifestazione è direi universale e gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulle nostre bellissime Dolomiti. Ci stiamo preparando, mi rammarica un po' che qualcuno si sia lamentato che il mondo dell'impresa non è stato molto caldo nei confronti delle Olimpiadi, però credo che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Se avessero coinvolto di più le istituzioni locali, il mondo dell'economia, credo che la risposta ci sarebbe stata maggiormente. Vi do un'ultima ora di cronaca. La linea ferroviaria Venezia-Trieste è bloccata da poco per un incidente tra un treno e un'auto avvenuto nei pressi di un passaggio a livello in via Formighet tra San Donà e Ceggia. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto, sul posto stanno operando i vigili del fuoco ed è stata allertata anche la Polfer, e quindi possiamo dire che la circolazione ferroviaria è sospesa tra San Donà e San Stino per la presenza di questo veicolo sui binari. Vi ricordo in ultima battuta che è ritornata la nostra rubrica, il tuo presepe, quello è il numero al quale potete mandarci le vostre creazioni, come hanno fatto questa sera Bepi De Benetti di Sant'Alberto di Zero Branco, i nonni Daniela e Francesco con i nipotini Leonardo, Giacomo, Lorenzo, Beatrice sempre da Zero Branco, Sandrina, Nicola e Sara da Spercenigo di San Biagio e Sonia Tonello da Moriago della Battaglia. Ci lasciamo con i vostri presepi. Buona serata. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming and soon we'll be here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming, we all know that Santa's coming and soon we'll be here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming and soon we'll be here. Good tidings we bring to you and your kin.